Amore mio, dove siamo? New Jersey. Nel New Jersey. Sono venuto apposta nel New Jersey per celebrare The New Jersey, la nuova maglia che ho messo in copertina e che però stando qua non ve la posso. Invece sì, ma tanto l'avrete vista già. Amore, consegnami la maglia. Ecco qua, si vede benissimo. Allora, se noi poi zoomiamo, riusciamo a zoomare. È un grande lavoro questo. Sono le squame. Signori, allora, detto in breve, io l'ho prenotata tramite, poi saprete perché faremo un unboxing importante e lo volevo fare e l'ho prenotata a scatola chiusa. Chi mi segue sugli altri social piccoli, a proposito, lasciate il like, perché nell'ultimo video succede, lo so, ma io l'ho fatto consapevole. Poi ne parliamo a fine video. Guarda, vedi? È bellissima sta cosa. L'ho presa a scatola chiusa, sapete perché? Perché mi fido di MSC Crociere. Quando ho visto quella là giapponese con lo sponsor con dei colori logici, belli, che non danno fastidio, allora io a scatola chiusa ho detto questa non potrà essere brutta. E quindi non è brutta, anzi, a me piace molto. Voto così a primo acchitto, poi mi dite voi nei commenti cosa ne pensate, a primo acchitto io do un 7, che potrebbe diventare 8, 9, se poi al tatto e anche, perché poi la devi toccare la maglia, la vista, magari vista, addosso ai calciatori sembra bella, perché alla fine i calciatori, solo la maglia, vale solo la maglia, ma valgono i calciatori che la indossano, è molto bella. Io personalmente, ma ce lo diciamo così guardandoci nell'anima, l'avrei fatta un po' più scura solo per allontanarmi un po' di più dalla maglia home, dalla maglia, perché comunque è azzurro così, però le onde del mare, azzurro, blu, ci siamo. Mi piace che non ci sia verde, almeno non risulterà verde, poi dipende da come la illumini, dipende sempre da quello. Però positiva, sicuramente una maglia bella, bellissimo, devo dire, il video di presentazione con tutte le donne di Napoli. Poi sulla storia, ecco lì, possiamo ragionare sulla storia di Partenope, su quanti anni, da quanti anni esiste questa cosa, perché chi va poi ad approfondire, qualcuno dice 2500, qualcuno dice 2800 anni, però ci siamo divertiti anche con la Babbolina a studiare tutte le varie leggende che poi portano Partenope, la storia di Ulisse, eccetera, eccetera. Però ce n'è anche un'altra leggenda che non so se sapete, dove c'entra sempre Zeus, c'entra sempre Giove, che è geloso, che se lo vuole fare con tutti alla fine, mentre Partenope era innamorata in realtà di un centauro, e Giove va in freva. Giove va in freva perché non è possibile, tutti devono volerselo con me, non posso accettare niente. E lui trasforma il centauro nel Vesuvio e Partenope diventa la città di Napoli. Quindi loro si possono vedere ma non si possono toccare. E quindi lui fa questa cosa così, e ogni tanto il centauro va in freva, erutta un pochino, si sbatte, fuma, il famoso fumare. Come io ho fatto fumare tutta X, vedi come l'ho collegata, beh qua potete lasciare il like. Come ho fatto fumare tutta X per la storia di Kvara, che non riprendo in questo video perché non mi sembra il caso. Io ripeto semplicemente una cosa, semplicemente non dite bugie. Questo poi mi fa male, perché alcuni dicono bugie proprio anche in buona fede, perché dipende da come vedete il calcio, da come ascoltate il calcio. La bugia del fatto che Kvara non stesse giocando più bene, che non fosse più, questa è una bugia vera e propria, lo dicono i numeri, li abbiamo detti, abbiamo affrontati già i numeri. Per il resto io ripeto la speranza, cioè che non dobbiamo ritornare a fare questi discorsi ed essere una società che tratta bene, tratta meglio possibilmente i propri calciatori, perché alle volte poi diventa anche una questione di principio, non solo di soldi. Se tu sei arrivato a un punto dove non ti senti più apprezzato come gli altri, ti fai un culo, perché ti prendono ammazzate così. Oltre al fatto che tu prendi quanto Mazzocchi, prendi quanto meno di Politano, questo è un altro paio di mani. Anche una volta superato quel punto dove
il tweet, le conferenze, nelle interviste, il signor Kvara non segna da... Tutte queste cose secondo me sviluppano all'interno anche un po' di rancore nei confronti di una società che probabilmente ti poteva apprezzare di più, e a quel punto anche se tu pareggi l'offerta può essere che ti viene voglia di cambiare aria, e io a questo non riesco a dire proprio niente. Poi è chiaro, avremmo tutti sperato di non farlo a gennaio, perché poi a gennaio non ci siamo fatti trovare pronti. Se avessi poi sostituito con un altro grande calciatore staremmo facendo un altro tipo di discorso. Per il resto, io da amante del calcio, del gesto tecnico, io una partita di Kvara me la guardo sempre volentieri, come mi guardavo volentieri quelle di Lavezzi, come mi guardavo volentieri quelle di Cavani, come non mi guardavo volentieri quelle di Higuain, perché poi alla fine dipende pure da dove vai. Questo è poi un altro discorso che si può approfondire. Se una cosa è che vai poi in Italia, una cosa è che vai a Paris Saint-Germain, che è una squadra con la quale tra l'altro siamo pure gemellati, e i tifosi hanno fatto per esempio lo striscione per Diego, ci tengono a certe cose, allora è meglio così. Dal New Jersey, non da New York, dal New Jersey, perché siamo nel New Jersey, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, ditemi sulla maglia, che poi deve esordire con l'Empoli, quindi dietro l'angolo, speriamo bene.